Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, siamo in diretta dal Francolo Monaco di Palermo e Parmonval San Giorgio Piana, giornata numero 12 del girone A di eccellenza siciliana. Qui Duli contro Sanchez che recupera, ancora Sanchez vicino alla linea di fondo, reclama un fallo di mano. Cross in mezzo, pallone raccolto dalla distanza da Parisi che calcia fuori. Cervello Russo in mezzo, Duli la tocca, pallone ancora in area, Elam Rawi calcia largo, parte Sanza in mezzo, Sise si distende, allontana Laimo, parte Giorgio Chinici, primo palo con il tacco Antus. Sanz più basso, la prende Martinez, calcia al volo con il sinistro, la manda oltre la traversa. Tacco di Martinez per Elam Rawi che si lancia verso la porta, pallone finisce fuori di pochissimo, grandi chance per la Parmonval. Qui c'è il tiro raso terra di Giorgio Chinnici. Cervello, palla al piede, scarica su Martinez, Mancino! Martinez, che angolo che ha trovato, porta avanti la Parmonval. Pallone imprendibile per Sise. Alaimo. Fallo, sì. C'è la munizione per Cervello ed è doppio giallo perché era stato ammonito nel primo tempo, dunque rosso. Sanz forte sul fondo, si gioca, ha ricevuto un colpo all'occhio, tensioni intanto in tribuna, si gioca intanto, corso in mezzo, colpo di testa da parte di Sinagra e rosso per Mancuso che si è andato a interfacciare con persone presenti in tribuna. Buscetta intercettato da Acquaviva, poi tensioni che continuano, c'è un altro rosso a Follari. Acquaviva, scambio rapido, Sinagra, cross in mezzo, rovesciata sulla traversa di Maltese, ancora Mattia Scalisi, pallone in angolo. Il Piano ha rischiato il pareggio con un legno colpito, secondo palo, mischia in mezzo, altro tiro, altro pallone allontanato, interviene addirittura Sise che allarga da Giorgio Chinici, non è finita, cross in mezzo col mancino, di testa ancora Maltese, Chimetto a ridosso della linea di porta, poi ci prova ancora Sinagra, altro angolo, incredibile. Pallone per Giorgio Chinici, cross in mezzo, di testa ha provato Maltese, poi il tiro respinto da Chimetto, ancora Sinagra a provarci, ed eccolo qui, il triplice fischio, vittoria incredibile della Parmonval. San Giorgio Piana 1-0, ha deciso Martinez.